Mercoledì sarà il giorno della protesta, con la rabbia di risparmiatori e correntisti delle ex popolari che dal Veneto si sposterà a Roma per una manifestazione davanti Montecitorio. L'associazione Zerino da Onara chiama a raccolta non solo coloro che hanno visto i propri risparmi sparire, ma anche la politica, sindaci, parlamentari, assessori regionali veneti. La volontà è quella di dar voce alle proposte presentate attraverso vari emendamenti al decreto legge 99 e sintetizzati in 6 punti che spaziano dal fondo welfare di 60 milioni di euro per i casi sociali all'istituzione di un fondo vittime da reati societari alla tutela per tutti i risparmiatori. Intanto, dopo Montebelluna, stamane manifestazione davanti alla sede di Castelfranco della Popolare di Vicenza. Noi continuiamo, vogliamo essere visibili tutti i giorni. Stavolta però i manifestanti non sono riusciti ad entrare all'interno dell'istituto di credito. Non siamo riusciti ad entrare nella banca, abbiamo fatto una lunga trattativa e siamo rimasti fuori, abbiamo manifestato il nostro disappunto per quello che è accaduto e sta accadendo. Cartelli in mano, fermi in mezzo alla strada per pochi minuti, i manifestanti bloccano il traffico. Vogliono mantenere alta l'attenzione sulla situazione di migliaia di persone. È una vita di sacrifici, di rinunci e di lavoro per avere una morte dignitosa. Azionisti di cosa siamo? La vergogna che ci hanno azzerato noi, che non eravamo azionisti di borsa! Nelle prossime ore i risparmiatori invieranno una richiesta ufficiale a Intesa per incontrare i vertici della banca destinata a salvare le due popolari venete. Speriamo che sia una piccola apertura, se no noi ricominceremo a fare dei sit-in davanti alle banche di tutto il Veneto e questo è solo l'inizio.